a tutti dal Comandone Veneziano, finalmente torniamo dopo 2 anni perché l'altro anno non ho fatto niente con Formula 1 2022. Dico già che chiaramente il mio hype è più per F1 22 Manager, quello sarà una roba, fiori, cioè addirittura ci sarà anche la bandiera rossa, quindi vabbè, solo questo vale il prezzo del biglietto. Ma siamo qui per fare la stagione con la My Scuderia e partire con la solita Ardit GP. Siamo a difficoltà 90, intanto ho lasciato anche i flashback, cosa che di solito non uso mai, ma per sicurezza non credo di usarli, però ce li ho per... devo prendere un po' la mano, ragazzi, non gioco da un anno più di Formula 1. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere la macchina. Comunque oro e bianca, no, da qua no. Siamo in Bahrain, partiamo ultimi, abbiamo più di un secondo dal primo, cioè dal 21esimo. Difficoltà 90, che è la mia difficoltà, ragazzi, un disastro senza precedenti. Siamo tutto al massimo, 4K, tutto a cannone, ultra wide, ciao ciao. Io direi di andare, di partire. Abbiamo scelto Oscar Piastri come compagno. E niente, l'obiettivo è far bene, cioè cercare di finire la gara. E niente raga, partiamo subito con il Gran Premio del Bahrain, prima tappa del mondiale. Adesso ci gustiamo tutto. Ho messo anche il giro di formazione televisivo, anche la pit stop televisivo, safety car no, perché se no non posso andare ai box. Questa è una cagata a mio modesto parere, però vabbè, forse la sistemeranno. E vediamo un po'. Eccoci. I test sono finiti e con loro anche le prove. Ora godiamoci si fa tutto. sul serio, o la va o la spacca. Siamo pronti per il primo Gran Premio del Campionato Mondiale Formula 1 di quest'anno. Le occasioni di sorpasso non mancano lungo i 5,4 km del circuito internazionale del Bahrain. La migliore è in curva 1 e poi poco dopo la curva 4. 15 curve in totale qui, 6 a sinistra e 9 a destra, con il rischio di vedere più di una gomma rovinata alla curva stretta numero 10. Prima di iniziare, rivediamo le posizioni sulla griglia di partenza. Charles Leclerc parte dalla pole position e appena dietro prende posto Max Verstappen. Quindi il resto della griglia. Sainz, Hamilton, Gigione, George Russell e Bottas. Fernando Alonso, Ocon, Magnussen e Mick Schumacher. Grande Mick. Norris, Tsunoda, Pierre Gasly e Perez. Madonna, penalità ai Perez. Zhou, Sebastian Vettel e Alexander Albon. Stroll, Latifi, Oscar Piastri. Mamma mia, d'oro. 2 secondi ho preso da... figura di merda, ragazzi. Andiamo in pista. Che bello. Mamma mia. Dunque alla nuova stagione, una tabula rasa in disastro. Con calma, riprendiamo. È bello che partire così in difficoltà. Di un nuovo anno di Formula 1. Pochi istanti ci separano dalla prima gara. Tutti sono tesi e lo credo bene. La prima mette sempre a dura prova i nervi e delle scuderie. Manca la Masolini. Le auto sono fresche di guarda che bella, ragazzi. L'affidabilità delle stesse verrà testata. Grande macchina. Farà cagare come prestazioni, però. In guasti di vario tipo. Allora, strategia non so tutto. Io direi di partire così, onestamente. Abbassiamo qua un po' il carburante. Dobbiamo fare una strategia del genere. Così, in caso la cambiamo, se succede qualcosa, safety car, cagate varie. Buono, raga, adesso sistemo due cose. Controllo se l'audio va bene. A proposito, ci sarà una novità anche con l'audio. E quando sistemo l'audio col microfono, ci sarà anche la webcam. Così abbiamo tutto insieme e siamo tranquilli. L'audio è un po' sgranato, ho visto, vabbè. Ho visto, ho sentito. Bello, che figata! Cresce ogni secondo mentre ci avviciniamo sempre più alla partenza. Quale scuderia avrà la meglio? Chi di loro avrà ideato la strategia perfetta? Bella sta roba. Oggi lo scopriremo tra poco. Tutti con le stesse gomme, cazzo. Mentre tutte le auto si posizionano sulla griglia di partenza, i capi delle scuderie sperano. Ok, noi andiamo su una sosta unica. Ripaghino oggi. Per il momento, vediamo. La domanda è: quale scuderia avrà azzeccato la strategia giusta e quale avrà sbagliato terribilmente? C'è tensione, ragazzi. Bella, mi piace da vedere, cazzo. Bella, bella. Perché ha pochi sponsor per il momento. Ma mi piace, mi esalta. Inizia il Gran Premio del Bahrain. Ve lo dico, sarà durissima, ragazzi. Potremmo arrivare anche ultimi. Ma chi se ne frega.
Ho visto video anche di altra gente che comunque ha avuto molta difficoltà in questo primo Gran Premio. Vabbè, buona partenza, però questo è importante, mamma mia. Tanti, anche la CPU fa molti incidenti, questo è bello, importante. Cazzo che partenza, c'è andata di culo la partenza. Ma sarà dura, raga, sarà molto molto dura. Già arrivare 18esimo, 19esimo sarei felice, vedendo il passo in qualifica e insomma le prove libere comunque. La partenza era ok. L'unica roba è che ho visto qualcuno avere problemi con la safety car, che è un po' buggata, cioè che quando la safety car prende il leader poi gli altri non vanno più veloci, vanno tutti lenti e quindi nel gruppetto non si forma mai. Sono bug iniziali che immancabili. Mamma mia. Comunque ho visto tanti errori della CPU, speriamo di vederli anche noi. E ci siamo, raga, siamo su F1. Partenza anche troppo bella, incredibile. Avevamo un passo gara dal 19esimo posto, tirato, neanche sicuro. Questa è la sentenza comendiera. Attenzione ai box, Schumacher probabilmente ha subito qualche danno e anche Perez. Che siamo quasi in zona punti, è un caso, raga. Però siamo a 90 di difficoltà, ho messo la macchina col budget minimo, tutto predefinito, con simulazioni danni, guasti completi. La velocità nel sviluppare le cose è predefinita. Mamma mia, se ci supereranno tutti, raga. Gasly è veramente dietro. Gasly è pronto, noi cercherò di non combattere tanto perché non sono le nostre gare, se non è la nostra gara contro l'Alfa Tauri. Se dopo ne facciamo ste cappelle, però anche no. Siamo molto fuori forma, non guidiamo da 2 anni in Formula 1. Ma va bene così, va benissimo così, finire tra i primi 15 sarebbe un sogno con questo catorcio infernale, perché ragazzi è tornato il catorcio infernale. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro. Mi fa piacere. Ma non ho già più niente di carica. Forse ne ho usata troppa. E abbiamo attenzione, non ci credo, subito danni. Hai preso danni alle fiancate. Tieni d'occhio la temperatura del motore, potresti avere problemi di raffreddamento. Porca miseria, partire già così però. Minimo tocco e già problemi alle fiancate per Veneziano. Molto bene. Iniziano le sportellate comendiane. Attenzione, qualcuno è andato lungo. Hai visto? Gli errori ci sono quest'anno. Qualcuno è andato lungo. Bandiera verde. Penso Stroll, furbo. Un Aston Martin comunque. Mamma mia che sofferenza, signori, che sofferenza. La macchina è di una lentezza disarmante. Speriamo in un po' di casino, in colpi di scena, in cagate della CPU. Tanto altri vanno ai box. Forse lo scontro con di prima che mi ha rovinato un po' le fiancate, probabilmente è quello, ma
Tipico scontro di gara. Abbiamo Ricciardo dietro. Abbiamo gente troppo più veloce, ragazzi, che non possiamo tenere. E ci sorpassa tranquillamente Ricciardo. Ci riproviamo, però facciamo un po' di lotta, dai, un po' di lotta, divertiamoci. Mamma mia quanto ho rischiato. Ma che pazzi, guardate che roba, la CPU. No, sono dei malati, fiori. Dove va Oscar Piastri? Dove va? Molto aggressiva, ragazzi, molto aggressiva la CPU. Cerca di non peggiorare la situazione. Ma noi siamo tanto più lenti, ragazzi, siamo nelle chicane mobili, chicane in movimento. Infatti ha problemi. Che Vettel ha beccato Ricciardo, l'avevo colpito. Abbiamo visto in diretta questa cosa, in diretta in esclusiva. Quindi questo ci può far guadagnare qualche position. Sicuramente andrà ai box Sebastiano. Eccolo là. Siamo 15esimi, sarebbe già un sogno, ma sarà duro realizzarlo. Siamo al quinto laps. Se uscirà la safety car vediamo se c'è il bug. Dai, qualche errore magari davanti. Dai, non male, però non male. Stiamo facendo molto meglio in gara rispetto alle qualifiche, alle prove libere, diciamo, dove, ripeto, il passo era veramente pachidermico. Si vede che siamo molto fuori dai giochi su Formula 1 perché Bahrain è una gara che amo e stiamo guidando malissimo. Però almeno non perdiamo troppo da quelli davanti. È già qualcosa, mi consola. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 4,3 secondi. Mi fa piacere. Abbiamo Stroll dietro che sta arrivando di gran carriera. Siamo la macchina peggiore del circus. Distacco dall'auto davanti, 2,9 secondi. Sarà impossibile finire ai 15esimi, ve lo dico, raga, salvo miracoli. Eccolo, è arrivata. Ok, hai perso una posizione. Sì, Siamo sotto di una. Non vado neanche a combattere, non voglio rischiare a Perez con le soft. Non è questa la nostra gara, per oggi dobbiamo accontentarci di finirla. Non ultimi magari, grazie. Andiamo Oscar Perez alle soft, ci prenderà sicuro, però non è ai box, quindi farà minimo 2 strategie, cioè 2 soste, scusate. E che giriamo veramente con una lentezza disarmante. Abbiamo la macchina che è un po' danneggiata e questo sicuramente Il sottoscocca è un po' danneggiato. non ci aiuta. La differenza a breve.
Gara molto complicata. Su una gara favorevole, quindi non oso immaginare di dove sono sfavorito. Non ci voglio neanche pensare, onestamente. Attenzione, Oscar va ancora a lungo. Oscar è ancora un pilota inesperto e si vede. Tanti errori per Oscar. Il distacco dalla vettura davanti è 2,5 secondi. Sembra risvegliarsi anche qualcuno davanti, grazie. Abbiamo anche una velocità di punta veramente imbarazzante. Dai, che stiamo iniziando l'8º giro. Stai perdendo 2 secondi a giro sulla vettura che ti segue. Mi Ripeto, fa piacere. 2 secondi. Mamma mia. Un camion, ragazzi. Euro Truck Simulator quest'oggi per noi. Ci stiamo mettendo anche noi del nostro, guidando in maniera comunque da pensionato col cappello, però la macchina non ci aiuta. Perez sta arrivando con le soft e mo so cazzi. Questa devo prenderla in pieno, brutto errore, o comunque non così. E anche Perez è pronto a superarci, che bello! Almeno la nostra livrea è bella, la livrea della macchina è veramente figa, mi piace molto. Vai Perez. Diciassettesimi. Finora nessun ritiro, niente di niente. Secondo me Perez rischia di farne anche 3 di soste. Ha voglia di recuperare Perez. Lo vediamo. Siamo lentini. 1.37, mamma mia. È meglio così, è meglio partire male, dai. Ci conquisteremo piano piano le posizioni che contano. Un po' lungo. La sosta è prevista tra il 13° e il 16° laps. Vai box Perez, quindi farà sicuramente 3 soste. Perez ha appena svoltato nella corsia dei box. Sosta per Perez. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 9,1 secondi. Mi fa piacere. Gara troppo tranquilla per il momento.
sta anche un po' recuperando Piastri, incredibile. Adesso andiamo noi lunghi. Bruttissimo errore. Serve un po' di bagarre, raga. Scusate se non parlo neanche tanto, ma sono molto concentrato. Se faccio cagare, molto bene. Come prestazioni siamo l'ultima scuderia. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme dure. Mi fa piacere. Dai, un po' di casino davanti. Condizioni delle gomme ancora ottime. Il distacco dalla vettura che ti precede è 10,1 stiamo proprio svolgendo il compitino per il momento. Oh, Piastri sta arrivando, probabilmente delle gomme... Non so se più fresche delle mie, non credo, però... Boh, non lo so. Oscarone sta arrivando. L'obiettivo è finire almeno 19esimi. Gara complicatissima. Oscarone sta arrivando, ragazzi, di gran carriera. Ecco, cerchiamo di non subire il doppiaggio, che sarebbe veramente brutto. Perez alle hard, vuole finire con le hard, ma non so se ce la fa, sinceramente. Secondo me no, secondo me chiuderà con le soft. Ai ai ai. Ok, Piastri ormai è vicinissimo. Io vado nei box, non so, 14esimo penso. Attenzione, yellow flag. La McLaren, Lando. La safety car adesso, niente. Lando è fuori. Lando è fuori, ma non esce la safety car, peccato. Attenzione, incidente più avanti sul tracciato. Non sono ammessi sorpassi, bandiere gialle. Yellow flag. Eccolo là, Lando parcheggiato. La finestra del pit stop si è aperta. Bandiera verde. Adesso andiamo ai box. Che non ha senso stare fuori tanto. Non ho passo purtroppo. Chi ti precede ha appena montato gomme dure, gomme a mescola dura per la vettura davanti.
Oscarone lungo, Oscarone, piccola sbavatura. Mamma mia, il mio pilota fa cagare. Bene. Che in realtà è una bella promessa. Leggerissima sbavatura di Oscar in quella curva. Simpatica. Ok, il distacco è 10,9 secondi. Adesso andiamo ai box. Così vediamo anche la parte televisiva. Ok. Dai, vabbè, la strada mi piace un casino. Leclerc sesto, madonna, Sainz primo. Verstappen quinto, ma che Ocon terzo, madonna, che gara. Credo ci siano difficoltà con la Ma rimodulazione delle ruote no, anteriori. ma che due balle. Saranno felici. Brutto, brutto sto errore, prendiamo secondi preziosi. Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Siamo 18esimi. E abbiamo dietro anche subito gomme fredde, mamma mia. Vabbè, ma sbagliare subito così, però zio Ken. Siamo fuori anche dal nostro obiettivo, mamma mia ragazzi. Bene, perfetto, 20esimi, yuhu. Che non la tengo minimamente. Boh. Non capisco sti problemi. Perso così 2 posizioni in un amen proprio. Con le hard siamo in grossissima difficoltà. Oscar è nei box, Oscar nei box. Oscar nei box, guadagni una posizione, non credo. Con gli errori che ho fatto sarà durissimo. Se siamo dietro anche il nostro compagno, tra l'errore della gomma, ma lasciamo proprio perdere. Arriviamo ultimi ragazzi. Arriviamo schifosamente ultimi. Stai tenendo un buon ritmo di gara, ma tieni conto che le gomme devono percorrere ancora una lunga distanza. Che bello. Adesso arriva anche Vettel, benissimo. Vabbè, prima gara da dimenticare ragazzi. Per fortuna ho visto difficoltà un po' in tutti. Sembra più difficile all'inizio di carriera su F1 22. Distacco dall'auto davanti, 4,7 secondi. Anche Vettel qua, ultimi, che bello. Stagli sotto. Mamma mia, dopo la sosta un disastro. Abbiamo visto anche la 12ª posizione, ma adesso siamo sprofondati 21esimi. Con le gomme dure andiamo malissimo. Qualcuno ai box intanto. Per fortuna. Ce la faremo a superare Schumacher? Chi lo sa? Credo di sì. Andiamo ai box. Tanto per mettere le soft. Mamma mia, mollato, ma siamo a 20 secondi dal penultimo. Boh, non so che dire. Piastri 16esimo, complimenti a lui. Sono scioccato nel vedere doppiato, proprio one disaster. Andiamo con le soft come andiamo, facciamo delle prove libere.
Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. Vediamo un po' come andiamo con le soft, ma veramente una gara senza senso. Cioè, ho capito male, ma così, boh, per carità, dovrò riprendere la mano, ma cioè, con lo stesso livello che di solito cioè, le prime gare ero sempre tra il 15° e il 16°, a volte sono stato anche a punti. Oggi sono ultimo a 2000 secondi dal penultimo. Vai, passa. Facciamo passare tutti. Vai, passate. Bandiera blu. Vai. Proviamo a fare un buon giro, vediamo se riusciamo. Un solo ritiro, sì, qualche errore, ma gara molto monotona. Voglio più colpi di scena. E appunto c'è una yellow flag da qualche parte, forse una Mercedes, cazzo. Ai ai ai, una Mercedes fuori probabilmente. Godo, Hamilton spero, con tutto il rispetto per Gigione. Gigione fuori appena detto. Gara monotona e anche Gigi saluta. Dobbiamo prendergli un giro intero però se vogliamo finire almeno 20esimi. E comunque sempre ultimi. Che bello. Secondo ritiro. Norris e Hamilton fuori dai giochi. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Ce la dovrei fare comunque. Yellow flag. Hamilton ha parcheggiato. Dobbiamo fare un altro giro per superarlo. Sì, comunque non vedo grandi cose, neanche con le soft sinceramente, boh. Non so proprio che pensare. Inizio tragico per l'Ardit GP. Inizio fantascientifico. Da quanto è brutto però. Non se riusciamo a fare un giro un po' più decente. 34, 35. Il pilota davanti ti sta staccando di circa 2 secondi a giro. Che bello. Verstappen fa 1.32.2. 3 secondi e 3 secondi e 4 più veloce. Mamma mia che figura. Mamma mia. Male male male. Gara a dir poco grottesca, se così si può definire. Voglio comunque un pronto riscatto già alla prossima, non mi posso vedere così. Non è accettabile. Tanto siamo 20esimi. Yuhu! Sto cercando di fare dei giri un po' più decenti.
1.35 e 100, ma pur sempre giri orribilanti. Intanto vince Max. Non finisco neanche la gara, vince Max. A sufficienza per soli 2 giri. Il disastro è compiuto, signori. Fuochi d'artificio in Bahrain, ma non sono per RDTGP, non sono per il Cume, ma sono per Max. E questo fa male, ragazzi, fa molto male. Finisce una gara veramente senza emozioni per noi. Ultimissimi. Ho fatto una sosta in più, che per carità, però comunque avevo una trentina di secondi dal penultimo. Cose mai viste. Non so che dire, Fiori, non so cosa dire. Mi scuso per una prestazione indecente, indecorosa. Neanche con le soft ho recuperato qualcosa. C'è qualche problema, adesso vedrò un attimo il livello, le cose, perché mi sembra strano ripartire dopo 2 anni, ma così male. Malissimo, ragazzi, malissimo. Ok, prendi la gomma e portala a casa. Vaffancuore. Ma dov'è cambiare la voce dell'ingegnere? Boh, non capisco. Pilota del giorno Perez, ah non io? Ah no, bene. Ed eccoci alla fine di un altro spettacolare Gran Premio del grande Bahrain, Red Bull. e ovviamente abbiamo un vincitore. Max gode. Dimmi, cosa ha contribuito a questo successo? Oggi ha vinto chi ha dimostrato maggiore sicurezza in pista. Bene. La capacità di mantenere la calma, persino nei momenti di massima tensione, è stata fondamentale per capitalizzare gli errori degli altri piloti. Da lì alla vittoria. Guarda che belle però ste immagini. Breve. In questo momento i piloti si stanno avvicinando al podio. Vittoria spettacolare per la Red Bull. La loro prestazione è stata impeccabile, sì, tenendoci sulle spine dall'inizio alla fine della gara. Congratulazioni alla scuderia. Vince il premio e noi soffriamo. Champagne! Due Ferrari sul podio, almeno quello. Mamma mia. Diamo una veloce occhiata a cosa è cambiato in classifica piloti. Lo Si è cambiato la prima gara. di oggi permette a Max Mamma mia, di un giro fino a Piastri. piloti. Dopo questa giornata incredibile, chi è stato il migliore in pista per te? Il migliore è stato Sergio Un attimo. Perez. Oggi ci ha regalato una prestazione. Ho fatto la fotina per l'anteprima. Mamma mia, che total disaster. Cosa è successo? Il reparto del personale ci ha chiesto la tua opinione riguardo. Grazie. Siamo per al averci ritmo, va. aiutato. Il Tanto è più reparto forte di si noi. congratula. Motopropulsore. Allora qua abbiamo, io direi di mettere a posto aerodinamica. Oh, Madonna, abbiamo una macchina scarsa, ma non siamo mai stati così dai. Così rincoglioniti non siamo mai stati, però. Ok, la miglioria c'è. Ok, ma in realtà non siamo, cioè nel senso non siamo neanche malissimo rispetto ad altri. Boh. Ma non capisco sinceramente.
nuovi pezzi sono arrivati dalla fabbrica senza problemi. Verranno montati sulla macchina in tempo per la... Va bene, raga, un saluto al comandante veneziano. Sti Pirelli o trap me li faccio da solo, sinceramente. E niente, un saluto al comandante veneziano. Inizio un po' così, sono un po' giù, però dai, sicuramente possiamo recuperare. Devo solo prendere un po' la mano. Raga, alla prossima. Ciao!